Buona giornata ai telespettatori della piattaforma di Veneto Globe. Oggi sono particolarmente emozionata perché ospito due persone a me molto care, che sono Alice Bandiera, presidente di ADMO Radoces Treviso, e Serena Visentin, che è un'ostetrica. Oggi parleremo di un tema molto importante, che è la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali e del sangue cordonale. Allora, Alice, perché servono le donazioni? Intanto buongiorno Alberta, grazie di averci ospitato e anche di proporre ai telespettatori una tematica che è così importante anche nel nostro territorio. Allora, sono importanti le donazioni del midollo osseo e delle cellule staminali del cordone ombelicale perché servono per tutti i pazienti che attendono un trapianto di midollo osseo ma che non hanno in famiglia un donatore geneticamente compatibile e quindi bisogna trovarlo al di fuori, cioè presso un registro dove sono iscritti tutti i volontari che dai 18 ai 35 anni possono chiedere di far parte di questo registro e mettersi a disposizione, e di tutte le mamme che donano il sangue del cordone ombelicale e che quindi queste unità vengono conservate nelle banche a disposizione anche loro di tutti i pazienti. Ma è facile diventare donatore? Perché nell'idea comune è che diventare donatore sia una cosa difficile, soprattutto del midollo osseo. Sembra che invece diventare donatori di sangue sia più semplice. Invece è un po' un mito da sfatare questo, no? Sì, allora, per iscriversi a questo registro dei donatori bisogna avere, come dicevo prima, dai 18 ai 35 anni di età, essere delle persone sane, ecco, pesare più di 50 kg, soprattutto per quanto riguarda le donne. E basta un semplice prelievo di un campione di sangue, un prelievo veroso, che serve perché la biologa del centro donatori esegua la tipizzazione, cioè faccia un'indagine sulle caratteristiche genetiche di questo piccolo campione. Questi dati che risultano vengono poi inseriti online al registro che ha sede a Genova, e da quel registro vengono gestiti tutti i donatori e i trapianti. Quindi i centri di trapianto attivano la ricerca lì e vedono ogni giorno chi si è aggiunto e vedono se c'è un donatore compatibile. E si rimane nella banca dati però fino all'età di 55 anni, poi si viene escluso. In questo tempo cosa succede? Può succedere che un donatore, che non è così facile trovare la compatibilità fra un donatore e un paziente. Facciamo un attimo per dare una stima: noi a Treviso, qui in provincia di Treviso, ci sono più di 10.000 iscritti e sono stati trovati 126 donatori. Quindi 126 sono andati a buon fine. Sono andati a buon fine. Sono riusciti a donare esattamente, sono i donatori effettivi. Tutti gli altri hanno dato questo contributo perché si sono messi a disposizione, ma fra di loro, tantissimi di loro, anche se arrivano a 55, ma non avranno mai donato. Però quello che è importante è di esserci in tanti, in modo che diamo più possibilità, perché purtroppo succede che quando non si trova per un paziente italiano bisogna rivolgersi ai registri esteri. E non è sempre così semplice. Non è sempre così semplice per questioni anche di tempistiche, ma anche per questioni anche di costi che vengono a incidere nella nostra sanità, e quindi bisogna cercare di essere autonomi, cioè che l'Italia sia autosufficiente anche in questo settore, come lo è per il sangue, insomma, queste sono... Quando un ragazzo decide di diventare donatore, a chi si può rivolgere? Basta che si rechi in un centro trasfusionale degli ospedali della nostra provincia, sì, in qualsiasi ospedale, quando ritiene. Parla con il medico, gli fa l'anamnesi, vede se c'è l'idoneità per essere iscritto, se è una persona sana, se ha problemi che non può essere iscritto, ma il 99,9% sono tutti giovani sani, e quindi firma il consenso informato e
fa il prelievo di sangue, ecco, lui ha finito, lui viene a far parte di questo registro. In realtà Basta. c'è un registro veneto di riferimento a cui poi Certo, si rifà quello di Genova? certo. Allora, il centro donatori che ha la sede a Treviso, presso l'ospedale di Treviso, che è diretto dalla dottoressa Durante Elisabetta, è un centro che fa le tipizzazioni per tutta la provincia, va bene, ma anche per i centri di reclutamento che sono a Feltre e anche a Belluno, quindi diciamo che c'è una collaborazione nelle due province per non creare troppi centri donatori, si concentra anche perché il centro donatori di Treviso ha ottenuto lo scorso anno la certificazione, la prima nel Veneto, che può tipizzare anche con la metodica del sequenziamento, e quindi è un livello ancora più avanzato, all'avanguardia, e quindi insomma offre una grande specializzazione in questo senso. E il Veneto comunque, per quanto riguarda le donazioni di midollo, possiamo dire anche con il centro di Verona, è un'eccellenza a livello italiano. Esatto, allora il centro di Verona è anche sede del registro Veneto, è un centro dove vengono fatti gli espianti ai donatori trovati compatibili, anche i nostri, va bene? C'è questo scambio di collaborazione ed è anche la sede del nostro registro regionale, quindi centro di Treviso manda i dati a Verona, che mi manda a Genova, e in modo che ci sia una collaborazione. Fa da fulcro per il Fa Veneto. da fulcro, esatto. E Genova è riferimento internazionale, nazionale e internazionale, con tutti Genova, i centri trapianto. Poi, qualora ci fosse bisogno di un donatore straniero, è Genova il punto di riferimento? Esatto, allora prima fa la ricerca nei donatori italiani, presso tutti i registri e tutti i centri. Se non trova qualcuno disponibile e compatibile in Italia, allora deve attivare per forza la ricerca all'estero, ma sarebbe molto più veloce. È importante che le nostre banche dati siano piene di donatori, esatto, per poter attingere il meno possibile ai donatori stranieri. Esatto. Poi ritorniamo, Alice, adesso chiediamo a Serena. Serena è un'ostetrica e si occupa del sangue cordonale. Come si diventa, le mamme che aspettano un bambino, come possono diventare donatrici e quali sono le caratteristiche che devono avere? Allora, tutte le mamme ricevono l'informativa e una prima sensibilizzazione alla possibilità di donare sangue cordonale durante i corsi di preparazione alla nascita che avvengono nei consultori territoriali. Le mamme vengono appunto invitate a chiamare i centri preposti in cui avviene il counseling con l'ostetrica, centri che sono individuati all'interno dei consultori familiari oppure presso i punti nascita, dipende da la metodica adottata. Quindi a tutte le mamme in gravidanza viene data questa informativa anche e soprattutto alle mamme provenienti da altri paesi, perché è importante sensibilizzare insomma tutte le coppie in attesa di un bambino, soprattutto queste appunto le mamme di altre nazionalità, in quanto c'è la necessità di avere dei tipi diversi. Esattamente, quindi, guarda davanti, quindi le mamme una volta appunto ricevuta l'informativa vengono invitate a contattare il punto in cui avviene il counseling a partire dalla 34esima settimana. Viene fissato un appuntamento con un'ostetrica durante il quale viene visionata la cartellina con gli esami e tutti gli accertamenti eseguiti nel corso della gravidanza, viene sottoposto alla coppia un consenso informato e viene praticamente eseguito, vengono praticamente rivolte alla coppia delle domande per valutare l'anamnesi familiare di mamma, di papà e delle rispettive famiglie. E qualora fosse tutto positivo? Qualora fosse tutto positivo, la coppia è valutata come idonea alla donazione, quindi alla coppia viene consegnato un kit che poi consegnerà in sala parto al momento del parto. E l'ostetrica
c'è un'ostetrica preposta oppure qualsiasi ostetrica è in grado di raccogliere il cordone ombelicale? Tutte le ostetriche sono adeguatamente formate, quindi c'è un training annuale che viene eseguito e tutte le ostetriche possono e sono abilitate alla raccogliere il raccolta sangue del sangue cordonale. Poi questo dove finisce il sangue cordonale? La sacca raccolta viene inviata alla banca del sangue cordonale di Treviso e qui viene analizzata, viene valutata la cellularità e tutte le sacche che raggiungono la cellularità minima richiesta per un possibile trapianto vengono appunto conservate come idonee. Alla mamma viene eseguito un esame, quindi degli esami ematochimici durante la degenza, esami che poi verranno ripetuti tra i 6 e i 12 mesi dopo il parto, quindi ci sarà un richiamo della mamma che verrà e rifarà gli esami. E ci sono molte mamme che attingono a questo oppure c'è una sensibilizzazione in questo momento? Certo, c'è una sensibilizzazione, cerchiamo insomma di far arrivare il messaggio dell'importanza di questo percorso a tutte le mamme attraverso opuscoli informativi, quindi che vengono consegnati durante i corsi di preparazione alla nascita, che possono trovare nei reparti dei vari ospedali. Ci sono molti video, quindi l'ausilio. E il sangue cordonale ha una durata oppure? Allora, il sangue cordonale diciamo che rimane all'interno della banca. Esattamente, ad oggi sappiamo che sono stati fatti trapianti con successo con sacche conservate da più di 17 anni. Quindi è una donazione che ha un valore molto importante. Questo è importante anche dire alle mamme che esiste la possibilità di donare conservare il sangue cordonale ad uso familiare nel caso in cui in famiglia ci sia già un fratellino affetto da patologia o nel caso in cui dalle indagini fosse emerso che il bambino che sta per arrivare sia portatore o affetto da patologia. Grazie mille Serena. Per fare un po' un quadro intanto volevo chiederti una cosa, un donatore di midollo osseo è un donatore anonimo, vero Alice? Sì. Questo è un argomento un po' particolare che mi piaceva un attimo sfiorare, sì. No? Allora, ci sono dei vincoli proprio relativi alla privacy, alla gratuità e all'anonimato del donatore, ma anche del paziente. Intanto la donazione è una cosa che si fa gratuita, no? È un atto d'amore, di solidarietà di una persona sana verso un malato che però tu non puoi conoscere. Sono successe anche da noi dei fatti un po' spiacevoli, di una volta un donatore che si è fatto la foto durante la raccolta di sangue periferico, perché dopo voglio un attimo spiegare questo nuovo metodo di donazione, e che naturalmente non era stato ben informato e l'aveva anche postato con la data, quindi queste cose qua. Quindi è importante che il donatore e chi riceve rimangano anonimi. Anche perché la legge lo ci sono anche dei risvolti penali in questo senso, perché la legge è molto rigida, perché ci sono anche degli aspetti psicologici. Un donatore che sa, che viene magari poi a sapere che durante gli anni il paziente è morto, può anche sentirsi in colpa, può dire o può rimanere male, può avere delle ripercussioni psicologiche. Ma in ogni caso comunque va bene tutelare, ma anche tutelare. È una cosa che la legge è stata fatta per tutelare tutti questi casi, tutte queste evenienze. Un donatore non deve sapere a chi va, sa che è un paziente malato, piccolo, grande, di qualunque età, non ha importanza. È un gesto che non va fatto a una persona singola, ma diciamo all'intera umanità che in quel momento sta aspettando qualcosa da tutti noi, da quest'altra parte. In poi, soprattutto in caso di bambini, vanno tutelati i bambini che sono
che sono stati trapiantati. Sì, anche perché hanno una vita lunghissima davanti, quindi hanno una vita lunghissima e devono essere tutelati da quelle che sono anche magari anche in buona fede delle forme non voglio dire esibizione perché non è quello, ma no, però insomma, in ogni caso è giusto che un bambino poi quando diventa adulto scelga la sua non vita. deve più ricordarsi della malattia, deve vivere in mezzo agli altri bambini come un bambino sano, non deve vivere con il marchio del bambino trapiantato. Questa è una cosa che magari può causargli nello sviluppo nel corso degli anni delle forme dei blocchi o dei traumi, e quindi la legge proprio prevede questo, quindi viviamo la donazione come un atto d'amore, quale è, e gli atti d'amore di solito dovrebbero essere degli atti anonimi, no? Che si fanno con il cuore. Come è anonima la donazione di sangue. Un donatore va, dona e non sa chi, perché è giusto che sia così secondo me questa legge è molto giusta e anche molto saggia. Allora, noi adesso abbiamo quasi concluso il nostro tempo, se c'è qualcosa che non avete detto volentieri vi lascio dirlo. Sì, volevo soltanto dire una cosa, che non è che il legislatore non venga incontro a queste forme così di poter sapere chi può essere il paziente o il può donatore. Essere grato in altre forme, no? Ma succede tante volte anche a Treviso che il paziente che dopo sta bene, tramite il centro donatori manda una lettera di ringraziamento, il centro donatori lo manda al registro di Genova, va bene, che sa da dove è provenuto questo, non sa neanche il nome, sa da chi è il codice, glielo fa avere e molte volte sono tornati indietro e per noi è una grande soddisfazione quando ci viene il donatore che ci dice ho ricevuto da Genova che il mio paziente che si sta bene, viene tutto anonimizzato giustamente, però queste sono le grandi soddisfazioni, ecco. Allora io ringrazio Alice Volevo Bandiera. un attimo, se c'è solo un minuto di tempo. Allora, che prima si è parlato del timore della donazione, no? Nei primi anni veniva fatto l'espianto dalle ossa dalle creste iliache del bacino con delle siringhe sottili, però era un po' doloroso, veniva fatta un'anestesia locale, eccetera. Ma adesso la donazione del midollo osseo viene fatto semplicemente con una macchina da aferesi, previa una somministrazione di alcuni farmaci che stimola il midollo, ma è una cosa talmente facile e abbordabile per tutti che veramente speriamo che promuovendo anche questo tipo di raccolta di cellule staminali da aferesi sia un incentivo in più per tanti giovani ad iscriversi. Allora, avete capito perché ero emozionata a intervistare loro due, perché comunque sono due persone che mettono a disposizione la loro vita per aiutare gli altri, no? E loro mi hanno insegnato molto, devo dire la verità, mi hanno insegnato che donare è un atto veramente d'amore, gratuito, e una donazione a volte salva veramente la vita. Quindi, allora ringrazio Alice Bandiera, presidente di Ardmore Adoces Treviso, e ringrazio anche Serena Visentin, la nostra meravigliosa ostetrica. Grazie buona giornata e a presto.